Luci, colori, accoglienza. Sant'Angelo Muxaro dà il benvenuto al Natale. Il salotto del paese, le arterie principali vestiti a festa per celebrare la ricorrenza religiosa più importante dell'anno. Al centro della piazza è stato collocato questo suggestivo albero, simbolo della vita. Il dono più prezioso che verrà rievocato il 25 dicembre. E a rappresentare la natività, accanto agli antichi mestieri, c'è la Casa del Presepe. La galleria, che è sempre fruibile, è un capolavoro tra arte e fede realizzata grazie alla passione di Lillo Spoto, autore anche di queste due opere. Eccole qui. Ha ricostruito il percorso che conduce da valle all'ingresso del paese e poi la maestosa chiesa madre. Siamo in via Duomo, ma Sant'Angelo è anche storia, cultura e archeologia. Il fiore all'occhiello è il museo archeologico che custodisce reperti del territorio. L'evento storico si è consumato poco tempo fa, quando all'interno delle vetrate sono state collocate la patera e due anelli d'oro ritrovati proprio nelle aree sant'angelesi ospitate al British Museum di Londra. Sant'Angelo è pure un centro agropastorale che esalta i prodotti della terra. Il 6 gennaio, come tradizione, l'amministrazione comunale propone l'appuntamento con la sagra della ricotta. È un'occasione per invitare tutti a venire a visitare questo bel paese che è uno dei migliori borghi della Sicilia. È un augurio alla comunità di Sant'Angelo e a tutta la Sicilia. Buone feste a tutti!